benvenuti amici di Farro Team. Questa sera ci troviamo all'interno della discoteca Odissea. Tra pochi minuti inizierà la selezione di Miss Italia e vedremo eleggere la prima Miss Odissea 2019. Ciao! Benvenuto a questa importante selezione con Miss Italia qui all'Odissea. Allora, io andrei subito a farvi vedere ragazzi in un velocissimo passaggio che vi vogliono così salutare, poi andremo ad iniziare la selezione come si deve. E adesso andiamo con la base, grazie. Dell'Odissea hanno già potuto apprezzare la loro bellezza, fate questo applauso, fatelo, assolutamente, meritatissimo per loro. Dicevo, le ragazze si sono già presentate nelle sale dell'Odissea, ora siamo qui, in questa sala dove andremo ad eleggere Miss Odissea. L'Odissea quest'anno farà una lunga cavalcata con le selezioni di Miss Italia, faremo questa sera, saremo qui il 4 maggio, poi il 1 di giugno e poi faremo la tradizionale finale regionale il 27 di luglio, quindi insomma avremo tanti appuntamenti con la bellezza. 24 le ragazze in gara con la giuria posizionata qui che andrà a giudicarle, 5 saranno le ragazze che premieremo e le prime 3 accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, quindi per le prime 3 sarà un passaggio davvero molto importante. Vado a presentare le concorrenti, iniziando con la numero 1, prego. Greta, 18 anni di Marcon, provincia di Venezia, studentessa turismo. Concorrente numero 1 è lei che apre ufficialmente questa selezione di Miss Italia qui all'Odissea. Intanto chiamiamo la concorrente numero 2, lei è Nicole, che si posizionerà al centro del palco, eccola qui. Concorrente numero 2, lei è Nicole. Andiamo con Valentina, concorrente numero 3. È prontissima anche Emma, concorrente numero 4. Emma ha 20 anni, arriva da Ceneselli, provincia di Rovigo, e fa la fotografa. E andiamo con Isabella.
Andiamo con la concorrente numero 6, lei è Giada. E andiamo con Linda, concorrente numero 7. Quindi abbiamo Paola, concorrente numero 8. Quindi abbiamo Asia, concorrente numero 9. Asia, 17 anni, arriva da Marghera, quindi dalla provincia di Venezia, studentessa in lingue. Quindi abbiamo Aurora, concorrente numero 10. 19 anni di Mogliano Veneto, testa in osteopatia. Quindi abbiamo Eleonora, concorrente numero 11. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 12, Clara. Andiamo con la prossima, la numero 13, Asia. Michelle, numero 14. E poi abbiamo Linda, numero 15. Andiamo con la prossima, grazie anche alla numero 15, andiamo con la numero 16, Nicole, 19 anni di Cappella Maggiore dalla provincia di Treviso, studentessa in psicologia. Nicole, concorrente numero 16. Ora Alessia, concorrente numero 17.
numero 18, lei è Sara. Poi abbiamo Giulia, concorrente numero 19, 20 anni di San Donato di Piave. Studentessa in storia. Della volta di Camilla, concorrente numero 20. Poi abbiamo Lisa, concorrente numero 21. Poi abbiamo Elena, concorrente numero 22. Ha 23 anni, arriva da San Giovanni Lupatotto, quindi dalla provincia di Verona, e fa la segretaria. Abbiamo Erika, concorrente numero 23. Diciannove anni di mestre e studentessa in economia. Andiamo a chiudere con Ilva, concorrente numero 24. Ilva, concorrente numero 24, a 23 anni, arriva da Orsago, dalla provincia di Treviso, quindi, e fa l'impiegata. E facciamo un bel applauso per tutte loro, grazie. Adesso le rivediamo passare per un passaggio molto importante, visto che la giuria ha già espresso una sua prima valutazione su questa prima uscita, ma ora, nel momento in cui c'è l'uscita con il podio ufficiale, la giuria emette il suo voto definitivo. Io vado ben volentieri a presentare la nostra giuria. L'ordine è casuale, sono tutti assolutamente importanti, sono in base a come io ho preso gli appunti, quindi Maria Grazia Breda, grazie a lei per essere con noi, Giada Perasa, Luca Cesaro insieme a Mattia Capitanio, Oriana Simeonato, Luisella Gatti, Roberto Favaretto e Ivano Gioromel. Grazie davvero per aver accettato l'invito del locale da far parte di questa giuria importantissima, perché come dicevo 5 saranno le ragazze premiate, ma le prime 3 parteciperanno di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Quest'anno per Miss Italia poi è un'edizione importantissima, sono tutte importanti, ma quest'anno Miss Italia festeggia i suoi primi 80 anni di vita, quindi ci fa capire quanto questo concorso sia ormai legato alla nostra storia, alle tradizioni del nostro paese. E ogni anno
tante sono le ragazze che si avvicinano a questo concorso. Tra l'altro voglio ricordare tra voi, se c'è qualche ragazza presente o qualche genitore che vuole partecipare alle figlie a Miss Italia, accade spesso, c'è il sito www.missitalia.it, vi potete iscrivere ovviamente gratuitamente, poi ci sarà Paola Rizzotti, agente regionale, che contatterà direttamente tutte le ragazze che partecipano, quindi sarà bello se vi interessa partecipare. Poi tra l'altro faremo anche delle selezioni, prossime selezioni proprio qui all'Odissea. Bene, detto questo volevo giusto far prendere un attimo di pausa alle nostre ragazze e poi ovviamente anche alla giuria. Io torno da questa parte per il bene, lo dico alla regia, dei fotografi delle riprese, lasciamo il centro del palco alle nostre concorrenti, io mi metto da questa parte e andiamo a rivederle una a una, le ripresentiamo, poche parole, solo numero e nome, così si possono concentrare sulla sfilata. La concorrente numero 1 è sempre Greta, numero 1 a voi. Nicole, prontissima, Nicole numero 2. Andiamo con Valentina, concorrente numero 3. E poi abbiamo Emma, concorrente numero 4. Andiamo con Isabella, concorrente numero 5. Che belli, andiamo con Giada, concorrente numero 6. Linda, concorrente numero 7, eccola qui.
lei è Paola. Ora andiamo con Asia, concorrente numero 9. Con Aurora, concorrente numero 10. Eleonora, concorrente numero 11. Andiamo con il numero 12, lei è Clara. Andiamo con Asia, concorrente numero 13. Con Michelle, concorrente numero 14. Andiamo con Linda, concorrente numero 15. Nicole, concorrente numero 16. Noi andiamo con Alessia, concorrente numero 17. Con Sara, concorrente numero 18.
alla concorrente numero 19, lei è Giulia. Andiamo con la concorrente numero 20, lei è Camilla. Quindi andiamo con Lisa, concorrente numero 21. Abbiamo Elena, concorrente numero 22. Questo bellissimo gruppo di concorrenti, la numero 24, lei è Ilva. Rivediamo tutte insieme in una passerella. Adesso ragazze fate voi l'applauso. Fatelo voi l'applauso a questo pubblico straordinario. Un applauso per loro, fortissimo, caloroso, il più bello applauso che potete riservare a queste 24 ragazze che come altre centinaia in queste serate si stanno mettendo in gioco per partecipare alla Miss Italia, quello che è innegabilmente il concorso più prestigioso e popolare del nostro paese. Lo scopriremo ovviamente la vincitrice, le 3 finaliste, lo scopriremo più tardi, adesso le facciamo rientrare in camerino e ci vedremo tra una mezz'oretta, 40 minuti e lì scopriremo chi sono le vincitrici di questa importantissima selezione qui all'Odissea. Grazie ragazzi, complimenti, potete rientrare in camerino. Sono quassù perché da qui mi dicono che c'è l'audio migliore, allora lasciamo lo spazio qui al centro, saremo veloci però vedremo chi sono le prime 5 classificate
di questa importantissima selezione qui all'Odissea questa sera. Allora, io credo che sia il caso di accogliere con un bel applauso le 24 candidate al titolo di Miss Odissea insieme agli altri 4 classificate. Eccole, un applauso per loro. Le posizioniamo qui e poi arriverà Valentina e andremo in diretta sulla pagina Facebook di Miss Italia Veneto. Abbiamo visto sfilare le ragazze con il loro abito, abbiamo visto sfilare le ragazze con il body, abbiamo visto tanto pubblico intorno a noi e a questo punto andiamo con le premiazioni. Sarà a premiare Giannino Vetrandi, il padrone di casa, che noi ringraziamo per averci dato l'opportunità di essere in compagnia vostra questa sera. Giannino, prego con la fascia della quinta classificata, grazie. Quinta classificata. Giannino al centro del palco, la quinta classificata è la concorrente numero 8, Paola Agnata di Giuliano, provincia di Vicenza. Classificata è la numero 20, Camilla Viarello di Mestre. Si sale in classifica, si arriva alla terza e qui il momento è importante perché la terza, la seconda e la prima saranno ammesse alle finali regionali di Miss Italia. Tra l'altro una delle finali regionali sarà proprio qui all'Odissea il 27 di luglio, ma andiamo a vedere la terza classificata ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia e la concorrente numero 4 Emma Bimbati di Ceneselli, provincia di Rovigo. Seconda classificata, sempre Giannino che premia. Seconda classificata, anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 16, Nicola Amistani di Cappella Maggiore, provincia di Treviso. A questo punto, centro del palco, con Giannino anche Paola Rendotti, la responsabile di Miss Italia qui in Veneto, agenzia modashow.it, con Corona e Fermi Fascia, perché questo viene consegnato alla prima classificata. Miss Odissea, Giannino e Paola al centro della scena. Datemi l'annuncio, se no non leggo chi vince, siamo rovinati. Miss Odissea è la concorrente numero 10, Aurora Arrigoni di Borgano Veneto, in provincia di Treviso.
ragazzi che sono state protagoniste di un grande spettacolo questa sera: Greta, Nicole, Valentina, Emma, Isabella, Giada, Linda, Paola, Asia, Aurora, Eleonora, Clara, Asia, e poi ancora avanti con Michelle, Linda, Nicole, Alessia, Sara, Giulia, Camilla, Lisa, Elena, Erika e Ilva. Sono loro le grandi protagoniste di questa serata qui all'Odyssea Sperchiamo. Io credo per detto tutto, se non per le ragazze che ci stanno seguendo, se volete scrivere Miss Italia in Veneto, www.missitalia.it. Grazie dall'Odyssea Sperchiamo. Arrivederci presto.